tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Mi vedete in una tenuta diversa dal trekking e perché vi devo dire che questo è un video estemporaneo, frutto di un giro in moto qui nella provincia di Verona, la parte più ad est verso la provincia di Vicenza. Sono nel comune di Vago di Lavagno e passando di qua in moto ho visto Oasi di San Giacomo. Ho detto andiamo a vedere un po' questa cosa, e poi con mia somma sorpresa questa cosa si è trasformata in qualcosa di molto interessante anche per il canale, che adesso cercherò di raccontarvi perché veramente l'ho compresa oggi fondamentalmente. Comunque questa è l'Oasi di San Giacomo. La storia comincia intorno al 1395, quando si rivenne vicino alla torre campanaria della vecchia chiesetta un'urna con le presunte spoglie dell'apostolo San Giacomo. Gli anni indicativamente variano tra il 1393 e il 1397, collocando il periodo dal 22 o il 25 di maggio come giorno del ritrovamento delle presunte spoglie. Uno storico veronese poi, intorno al 1592, ci dipinse una storia, una sorta di leggenda, narrando di un contadino chiamato Filippo che sul monte di Grignano, a 5 miglia discosto dalla città, scoperse per caso una bellissima urna molto antica, un'urna sepolcrale, con apposta una scritta Jacopo e Filippo, il che subito si seppe nella città. E praticamente qui accorse una moltitudine di persone a visitare questi corpi. Un folto numero di devoti iniziò subito a frequentare questi luoghi, tanto che la chiesa veronese se ne accorse e prese dei provvedimenti, concedendo di fatto l'edificazione di questa chiesa. Nel 1397 il Papa Bonifacio II, con una bolla, concesse al Comune di Verona il patronato sulla nuova chiesa e il diritto di nominare dei religiosi e degli amministratori. Nel 1413 invece fu affidato il culto di questa chiesa ai benedettini. Poi la chiesa passò dai benedettini agli olivetani fino ad arrivare nel 1600, dove i fedeli si affollarono proprio qui per chiedere aiuto a San Giacomo per debellare la peste. Questa collina era comunque di proprietà della provincia di Verona, che decide di darla nel 1700 circa, 1700-1800, ai fratelli Faccioli, che rimasero proprietari del luogo fino alla metà dell'Ottocento. Fu proprio in questo periodo, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, che ci si pose la questione come potessero essere qui i resti di San Giacomo, quando già da tempo si veneravano proprio a Compostela. E infatti fu proprio l'arcivescovo di Santiago che a quell'epoca sottopose la questione all'allora Papa Leone XIII. Qui mi viene da sorridere perché proprio sono congiunzioni astrali, fatalità, casi. Io ero sul cammino portoghese quando Papa Leone XIV è stato istituito, insomma, pontefice dalla chiesa. Ero proprio sul cammino portoghese in direzione Santiago, e questo video mi piaceva farlo proprio perché, per questo stretto legame, per il fatto che sono stato 2 volte a Santiago e perché posso sognare un sottile filo che collega San Giacomo, qui nella provincia di Verona, a Santiago de Compostela, anche perché poi effettivamente questo qui nella provincia di Verona nasce
con una leggenda molto probabilmente, mentre a Santiago de Compostela il culto di San Giacomo è proprio là. Difatti all'epoca cosa vollero a Santiago? A Santiago vollero che il culto fosse professato solamente in Spagna, pena la scomunica per tutti quelli che adoravano il corpo di Santiago in qualsiasi parte del mondo che non fosse lì in Galizia, a Compostela. Ora tutto questo complesso è affidato all'Opera Don Calabria. Ho provato a entrare nella chiesa perché volevo provare a vedere e portare le immagini anche all'interno della chiesa, che purtroppo è chiusa, però ho trovato delle persone gentili che mi hanno lasciato entrare negli spazi che adesso sono appunto gestiti dall'Opera Don Calabria. Credo che ma questo è l'auditorium, poi qui ci sono tutte le stanze, credo. Mi dicevano che hanno appena iniziato a gestirlo. Credo che attualmente vengano qui gruppi per ritiri spirituali o cose del genere. E quindi appunto quanto bello sarebbe poter creare appunto questa unione tra San Giacomo qui a Lavagno e Santiago de Compostela. Quanto bello sarebbe se in questo posto potessero essere accolti pellegrini che da qui partono sul cammino per arrivare fino in Galizia e poi a Finisterre. Ecco, mi piace aver fatto questo video estemporaneo, non voluto, capitato per caso, proprio per questo, perché penso che comunque faccia parte dei contenuti che creo. E non è un'escursione, non è un trekking, però è un racconto che mi ha molto colpito e che volevo condividere con voi. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti se anche questo video vi è piaciuto, se conoscevate questa storia, le solite cose belle, l'iscrizione al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!